Alza la voce, popolo napoletano. Un'esclusiva per voi, tifosi del Napoli. Nessuno se lo aspettava. L'accordo è appena trapelato e lui arriverà al Santos per rendere la squadra più competitiva. La maggior parte dei tifosi ha approvato. Ma senza perdere tempo, passiamo alle 3 notizie di questo video. Ricordiamo che l'ultima è la più importante ed è stata una vera e propria svolta per il Napoli. Quindi guardate fino alla fine e non perdetevi nemmeno un secondo. Andiamo. Prima notizia. Buongiorno Napoli, tutto sport, De Laurentiis chiama Cairo. Offerti 32 milioni più un giocatore azzurro. Continua il pressing del Napoli sul Torino per assicurarsi Alessandro Buongiorno. Come si legge questa mattina sulle pagine di Tutto Sport, c'è stata una telefonata di Aurelio De Laurentiis a Urbano Cairo. Il presidente del Napoli ha presentato una nuova proposta, sottolineando al collega torinese che la valutazione di Buongiorno, che non è titolare agli europei, potrebbe scendere nel tempo. Buongiorno al Napoli, De Laurentiis chiama Cairo. Mercato trasferimenti Napoli. Ecco quanto si legge sulle pagine di Tutto Sport in merito alla trattativa tra Napoli e Torino per Buongiorno. Aurelio De Laurentiis è tornato alla carica per Alessandro Buongiorno, approfittando del fatto che il forte centravanti del Torino ha iniziato la sua avventura tedesca in panchina. Nella telefonata a Urbano Cairo ha fatto presente che c'è il rischio che, dopo la fine degli europei, il valore del giocatore scenda. Non essere protagonista di un evento così importante potrebbe destabilizzare il suo prezzo di mercato. E la strategia del Napoli punta proprio su questo. Quasi a dire, ora ti offro 40 milioni, ma domani chissà se avrai una valutazione così alta. I 40 milioni, però, non sono tutti in contanti. Il Napoli darebbe al Torino il forte centravanti Østigård, valutato 8 milioni, più 32 milioni in contanti. Prima di andare avanti, lasciate un like. Troise, Ambrosino si allenerà a Di Maro, poi andrà in prestito. 2 club interessati. Ciro Troise, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, ha rivelato su Twitter gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Giuseppe Ambrosino, attaccante classe 2003 di proprietà del Napoli. Giuseppe Ambrosino, attaccante classe 2003 che in prestito al Catanzaro ha segnato 3 gol e fornito 2 assist, sta trattando il rinnovo del contratto. Con il Napoli parteciperà agli allenamenti a Di Maro, ma poi verrà ceduto in prestito per fare più esperienza in Serie B. Il Frosinone è in vantaggio per assicurarsi le sue prestazioni, ma c'è anche l'interesse della Cremonese. Mats Hummels è alla ricerca di una nuova sfida. Forse un nuovo campionato potrebbe fornirgli gli stimoli che cerca in questa fase avanzata della sua carriera. Il difensore tedesco, classe 1988, è stato recentemente accostato alla Serie A, con particolare interesse da parte di Roma e Napoli. Mentre i giallorossi vedono in Hummels il sostituto ideale di Smalling, che ha saltato la scorsa stagione per problemi fisici, la situazione del Napoli è un po' diversa. Mercato trasferimenti Napoli, l'agente di Hummels ha proposto il suo assistito a diverse squadre, tra cui il Napoli. Tuttavia, finora non ci sono stati segnali di apertura da parte di Castelvolturno. L'idea del direttore sportivo Giovanni Manna è quella di puntare su profili più giovani per la difesa. Hummels è ben voluto e le sue qualità sono indiscutibili, ma al momento è visto solo come una suggestione e nulla più. L'ex giocatore del Borussia Dortmund è in scadenza di contratto il 30 giugno e rappresenta un'opzione interessante, ma che al momento non rientra nei piani del Napoli. È importante ricordare che il mercato dei trasferimenti è in continua evoluzione. In qualsiasi momento possono verificarsi cambiamenti e possono emergere nuovi sviluppi. Ora vogliamo sapere cosa ne pensate voi, tifosi del Napoli. Pensate che Mats Hummels sarebbe un buon acquisto per la difesa del Napoli? Lasciate un commento qui sotto e discutiamo insieme di questa possibilità. E non dimenticate di lasciare il vostro like, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per continuare a ricevere tutte le notizie dal nostro amato Napoli. Alla prossima! E sempre Forza Napoli!